pullman, in auto e pure in moto, come assicura il sindaco di Padova Massimo Bitonci. Domani saranno in migliaia dal Veneto a raggiungere il Sacro Prato di Pontida per l'annuale raduno in terra bergamasca che ricorda la nascita della Lega Lombarda. E sarà un carroccio ringalluzzito dai successi elettorali, quello che accoglierà militanti e sostenitori del movimento. Pontida è la tradizione della Lega Nord, quindi è una manifestazione che aspettano tutto l'anno tutti i militanti e sostenitori del movimento. Un movimento rinnovato dopo il congresso della Lega riunito in via straordinaria a Milano per approvare all'unanimità alcune modifiche allo statuto che trasformano il movimento da federale a confederale. Tra le novità il ridimensionamento dei poteri disciplinari riservati al presidente e fondatore Umberto Bossi, confermato presidente a vita e anche presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia, e l'istituzione di 13 associazioni territoriali che corrispondono alle segreterie nazionali con autonomia giuridica e finanziaria. Il congresso straordinario del Carroccio ha stabilito inoltre che entro 180 giorni si dovranno tenere congressi nazionali per il rinnovo delle segreterie regionali, a parte Friuli Venezia Giulia e Trentino, che lo hanno già fatto. Ma le novità si vedranno già domani a Pontida, dove sventoleranno i vessilli del Carroccio Made in Sud, dalla Sicilia alla Campania, dall'Abruzzo alla Sardegna fino al centro Italia. Per militanti e sostenitori veneti ci sarà da festeggiare. Un risultato ottimale per il Veneto, quindi c'è da festeggiare parecchio quest'anno. La vittoria in Veneto della Lega Nord con un grande risultato, con un risultato storico, però senza dimenticare i risultati delle amministrative. Sarà la Pontida del trionfo della Lega lanciata da Matteo Salvini dal palco del raduno 2014 e dei Big Veneti a un anno dall'avvio del nuovo corso sotto l'egida di Alberto da Giussano e del Leone di San Marco.